l'esperienza di Susardo in scuola, la Papia Pareschini Michele Corraini su 1883. Chirissa e Chini Maria Teresa hanno amor deciso di comporre un libro prospettino di prima e seconda elementare. Noi sono stato un bel tempo per lo preparare, però a Savine e non sa più sudinare per le stampare. Però non si che si immolava sul travallo. A posto tempo l'ha proposto a due mastras che sono interessati a questa lingua sarda e la posavo stampare in computer e la duplicavo sul computer e tutto. Poi la mandavo sul fotocopiatore e ne ho fatto una copia per cada pezzino. Pare impossibile, manco la mastra biccheria, che sono spezzino in Nugoro, sa città di Nugoro. Lei era letto questo libro e lei era illustrato chi ne interessa, chi mi interessa. Abbiamo dimostrato che tanto vita importante di dare a bere a Sator Mastro che non fu vero i sospetti non rifiutavano su sardo. Lo leghiano, hanno imparato a leggere e a lo contare, all'illustrare. E a postesi una mastra mi ha fatto uno giunto della preistoria della Sardegna. Me l'ha fatto un'altra di 3 volte, che non mi credeva manco lei. Infatti da Savini, vabbè, io vado. E gli ha poi scritto invece dell'italiano, gli ha scritto sardo. La mastra l'ha letta, andava bene. Andava bene. Io che sta in scuola, io sul fotocopiatore, una copia, due mastre, 2 classi, una copia una mastra, una copia esatta e poi una copia a cada pezzino. E quando lo spettino scominciano, ma mai te roba è giusta. E questa mastra comincia a leggere, leghi a questa mastra. E quando lo spettino, come le serietà aperto una ianna nuova. O una ianna che caia già tancavo. Che in parte, sono sardo le schiano, lo comprendevano e lo comprendono. E quando hanno cominciato a leggere la storia scritta e proprio la illustrare, come avete stampata su fotocopiatore, avete stampata una bandebia a saterata, disegnavano, copiavano sul disegno sul libro, che in cada biblioteca scolastica delle elementari vi sono un libro di archeologia. E Gai sono diventato appassionato di storia e di storia in lingua sarda. Che la contavano. E a principio, ecco, qualche babbo e qualche mamma, mi preoccupavo. Ma mamma, tanto questo non impara l'italiano. Gli italiani li possono narrare, li imparavano di proso e per bene. Io sia questo che mi è capitato una volta che avevo all'umastro e
quando uno spittino si appoggiava un tema, fa che un tema, un negozio, entra su un venditore che poneva fatto un camion e sa cliente. O sta il cliente, a cui sta scrivere e poi viene sul banco, a sua cattedra e mandava, insomma, a posto, mi andava a bello quasi che era fatto un disattino. Allora potti scrivere Sal, scrive Sal, e una, poi si vede diventa un'altra, no, non potti scrivere Sal, si scrive. E tanti hanno combinato, chi hanno scritto, non cristianavo e via, non favellavo e via, ma hanno per scritto in lingua sarda. Chi su venditore favellava il sardo, ma su venditore gli rispondete in italiano, non baiata, briga, interessato al lingua. O tu favellate italiano, non fai manco del soloco. Ecco che favellavano il suo lingua di solo. Quando si portavano a esso, favellavano il lingua, la lingua sarda, sempre del soloco. E ecco, però si chiede a favellare italiano. E gai Zattera, sardo a scomare, favellavano chi su venditore il sardo e aspettavano che il venditore era favelare italiano. Non baietto una frase che non è andata bene. E gai, ma mi ne sono abitato quando oramai io non fui proprio un mastro, ha poi compreso che si può favellare il sardo e consentire al spettino di favellare e di scrivere il sardo. Bisogna adesso il coraggio del vachere. Propone una in cada vita e vita solo si fa vedere un sardo differente, differenti caini Medio Est. E questo libro Anna dava a bere che vi possibile a favellare in un modo e scrivere. Hanno accettato per la sua scrittura che sardi scrivere, si imparavano. Sul primo sardo che è uscito per lo spettino in Diego, lui andare sul sardo di Diego. Avete un sardo che non fi né di Diego, né di Maria Sanna, né di Maria Teresa, né del Rattero. Quindi uno sardo che una lingua franca, che andava bene per tutti. E tutti sul spettino la hanno accettato. Favellavano in nugoleso, in orgoglioso, e scrivendo aspettavano lo scursito che come mastro gli dava. E infine lo scursito gli dava a Mario Sanna, suo alunno, ma Mario Sanna gli dava a Diego Corraine, in modo tale che non si compreso. E Salmasta, io che dopo una copia del suo libro di preistoria sarda e a una banda c'è scritto, ma a Satterara è spintato. Però questo inglese spettino
che è pianistile di pintare. È vero che il maestro gli dava tutto, perché nelle viene il libro della biblioteca, ma per separare i temi dei disegni di pianlegare e lo leghiano. A Sabine vedevano in sardo, in italiano, pintare su pinto è uguale per l'italiano e per l'usato. E su tretto per pintare a portasa sulla che hanno fotocopiare o a portasa fotocopiare per una disegno di preistoria e andava bene. Una di mi è capitata sul comune Nuvolo, ma motivo per fare lezione dell'imbassata. Non buonare che sono arrivati e non siete vaghe. Non siete vaghe, stanno mananati di più vaghe. E tanto abbiamo inventato, ci sono allievi e tutto, che vogliono imparare. E una discussione lunga, 3 giorni, in giorni differenti. Uno dei suoi allievi, ma non si può dare un libretto per poter imparare. Addirittura vai a per con il nostro master a Siena, Pavaggiano Sardo, fatta al manna Pavaggiano Sardo, è come che lui piana imparare spettino, non finì a grado di servire della l'imbasata. E lei la può preparare un libretto. E già può preparare questo libretto, che poi in parte costano molto denaro a stampare un libro, però se stavo bene aspettavo, in Nugolo è servito a Sapurio ed è iscritto la lingua sarda comune. La lingua sarda comune magari ma per differenza tra il capiscritto del commentario e come lo propone. Però la cosa mi pare che sta andando bene sia usarlo per lo spettino sia usarlo per il romano. Non sono un caso